diviso in 5 sezioni che teoricamente potrebbero essere prese a sé state in realtà, ma poi queste 5 sezioni sono accomunate proprio da un percorso che, come dicevo all'inizio, ha l'obiettivo di raccontare la storia dell'elettricità. Cominciamo da quel tavolo in cui facciamo vedere un pezzettino d'ambra, questo per ricordarci che dei fenomeni elettrici, anche se all'epoca non avevano esattamente ancora questa definizione, si comincia a parlare addirittura nel 693, il quale scrive che ha riscontrato proprietà strane proprio nell'ambra, cioè in questa resina fossile che, se strofinata, attira corpi leggeri, piume, cose di questo tipo. E stranamente, o meglio, non stranamente, ma soffermandosi sugli effetti, sul comportamento della materia, durante questi anni viene accomunato alla pietra magnetica, perché poi ha tutti gli effetti, cambiando i materiali, ma il comportamento è lo stesso. Facendo un salto abbastanza importante dal punto di vista degli anni, arriviamo alla fine del 600, c'è la prima realizzazione di una macchina elettrostatica, di un generatore elettrostatico, e in maniera particolare arriviamo al 600, data per noi assolutamente importante perché è la data in cui viene pubblicato un libro che si chiama Il De Magnete, in cui vengono raccontate tutte le diciamo così, esperienze e conoscenze, almeno fino allora, circa elettricità e magnetismo. Anzi, a dire la verità, è proprio William Gilbert, l'autore di questo libro, che adotta la parola elettricità, prendendola dal greco, dal nome dell'ambra, che è elettrone, e quindi adotta questa parola. Quello che noi facciamo vedere qua è un esempio di generatore elettrostatico, questo e quest'altro. Questa è una macchina di Mills, in realtà storicamente parlando del 1880, ma ci serve per far vedere che cos'è sostanzialmente un generatore elettrostatico. Ci sono due parti in movimento, due dischi in plexiglass, che montate in un telaio, nel momento in cui ruotano strofinano con delle spazio nelle rame. Questo strofinio crea proprio un flusso di cariche che vengono concentrate all'interno di queste bottiglie, che sono dei condensatori delle bottiglie di lega. Come vedete all'interno ci sono degli altri braccetti che restituiscono praticamente le cariche al telaio, e quando vedete la scintilla in realtà l'elettricità è scaricata. Ma poiché io vengo